su Zwischer Channel e benvenuti a In questa settimana è successo un po' di tutto. Un patatrac in comune ha fatto cadere il consiglio comunale. In molti dicevano che la cosa era risaputa, nota e che era solo questione di tempo. Tuttavia, secondo noi, non era proprio così. Il consiglio comunale è saltato quando 17 dei 32 consiglieri hanno sfiduciato davanti a un notaio Massimo Bitonci, ormai ex sindaco della città patavina. Secondo questi 17, quello che hanno fatto sarebbe stato un atto di responsabilità rispetto alla città. Tuttavia, secondo me, e forse secondo anche la maggior parte dei padovani, questo come atto di responsabilità non ha proprio nulla a che vedere, perché di fatto ora si consegna la città ad un commissario straordinario, Michele Penta, che si è insediato proprio 2 giorni fa e che di fatto ora può decidere come consiglio comunale, come sindaco. Ricordiamo che il commissario straordinario rappresenta tutto ciò, come ad Abano, che venne commissariata a seguito dei fatti di Luca Claudio. E questo può comportare ovviamente che equilibri che si erano creati in città vengono messi in discussione, anche perché questo ovviamente è una regola, un regolamento che viene fatto, ma il prefetto non può essere della città che governa, quindi di fatto lui non conosce quello che sta succedendo, la situazione qui della città. Deve impararla come tutti, certo. Anche una volta si faceva così, una volta venivano chiamati, ancora nel Medioevo, delle persone a governare la città proprio perché ne erano estranei, quindi erano estranei ai giri interni. Tuttavia in questo breve lasso di tempo, perché parliamo veramente di un periodo breve, perché è da novembre fino al periodo nel quale andremo a votare nuovamente, quindi ha veramente poco tempo, e dover studiare le dinamiche di una città poi complicata come Padova, ecco, questo è sicuramente qualcosa di lesivo per la città stessa, secondo la mia esperienza. Un'altra cosa che ritengo un po' pericolosa è che il prefetto impresa abbia detto che ci sarà una certa sinergia con questo commissario straordinario, il che mi preoccupa, perché diciamo che con Massimo Bitonci c'era stato un contrasto che però aveva giovato alla città, soprattutto nella mala organizzazione dei profughi, ecco. Il problema potrebbe essere la riapertura della Prandina, cosa che per ora è stata data e che non ci sia effettivamente attualmente l'intenzione di riaprirla. Tuttavia si vorrebbe evitare di dover ricorrere a situazioni quali per esempio Abano con il Primo Rock, di dover mettere un presidio fisso davanti alla Prandina per evitarne la riapertura, ecco. Secondo me questo atto di responsabilità nei confronti della città altro non è che interessi questi ovviamente sono quelli che hanno sempre fatto macinare questo paese e sempre lo faranno macinare, perché non si vede un cambiamento all'orizzonte, quindi insomma dovremmo aspettare ancora molti anni. Forse i figli dei miei figli riusciranno a vedere qualche miglioramento forse in Italia. La caduta del governo adesso apre scenari totalmente nuovi, nel senso che a parte Massimo Bitonci che si ricandida e si ricandiderà senza Forza Italia, che appunto alcuni dei quali avevano tradito lo stesso Massimo Bitonci nonostante fossero stati nella coalizione, e ora si prospetta un quadro totalmente diverso anche alla luce delle elezioni in America e del voto che ci sarà in dicembre, il 4 dicembre. Ricordo che c'è un referendum che potrà ledere o meno gli equilibri di sinistra, destra, insomma un po' tutti, perché
dipenderà effettivamente da chi vincerà questo referendum. Ricordo che essendo un referendum senza quorum, ovviamente vota la maggior parte dei cittadini e quella maggior parte che vota sì, no e sono di più ovviamente vince. Quindi questa vittoria di sì o no decreterà anche, e sicuramente lo farà, nuovi scenari nella città di Padova o sicuramente nella governabilità di questa città, perché chi si candiderà lo farà dietro un risultato o dietro un altro. Ma se si dovesse andare a votare in questo momento, cosa succederebbe? Noi abbiamo fatto un piccolo sondaggio a bruciapelo ai padovani e quello che è venuto fuori è veramente interessante. Allora, sicuramente c'è una grande componente che rimarrebbe con Massimo Bitonci, il sindaco che di fatto è stato buttato giù, come dice lui, con giure di palazzo, ed effettivamente queste sono, perché lui fu eletto normalmente come tutti i sindaci, non ci furono brogli elettorali, tuttavia poi appunto sono state alcune decisioni anche sue ovviamente nella coalizione che fece che hanno fatto cadere il suo governo, ovviamente questo è un dato di fatto. Attualmente la maggior parte dei padovani risceglierebbe lui, mentre è interessante capire il ruolo della sinistra e del 5 Stelle. Il 5 Stelle sono il primo partito d'Italia, tuttavia anche nella conferenza che c'è stata qualche giorno fa a Canton del Gallo, con appunto i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, sto parlando di Fico, di Battista, più che altro, abbiamo visto una presenza non massiccia di gente. C'era una presenza sicuramente forte, ma non massiccia da primo partito d'Italia. Ora vedremo se questa presenza si ripresenterà alle urne e chi voterebbe attualmente il Movimento 5 Stelle ovviamente sono per espressione nella tabella che stiamo vedendo i secondi, mentre chi vota a sinistra è veramente un po' confuso perché attualmente non c'è chiarezza nel loro partito e sono gli ultimi in ordine, mentre abbiamo anche una consistente percentuale che attualmente non si esprime, ovviamente perché manca ancora veramente molto, mancano molte risposte a questo voto. La situazione di Padova è una situazione davvero particolare perché è una città grande, quindi servirà qualcuno che abbia, diciamo, manoferma, ma che sappia anche soddisfare le richieste dei cittadini. Abbiamo visto il lavoro e l'operato di Massimo Bitonci, che ora io non valuterò, nel senso che se no starei dando una misura di parte, questo non lo voglio fare. E sicuramente chi vincerà le elezioni deve prendersi un gran fardello di lavoro, anche perché se fosse lo stesso Massimo Bitonci ricordiamo che avrebbe comunque perso 2 anni e mezzo circa, perché il suo mandato è terminato prima. Adesso andiamo a parlare di Milano, un'altra realtà un po' diciamo, è una metropoli Milano e quindi ha problemi grandi problemi. Ma quello che è accaduto pochi giorni fa era evitabile? Cioè, com'è possibile che in una città non si conoscano i problemi? Come mai deve sempre venire fuori una vittima perché poi ci siano blitz, sequestri, più esercito? Sala ha chiamato l'esercito, chiede che l'operazione Strade Sicure che pattugliava in più Roma, i militari che verranno esodati dopo la fine del giubileo vengano spediti a Milano, però la Lega controbatte, c'erano già, li avete tolti voi del PD. Questo non lo so, non so come siano andate effettivamente le cose perché non seguivo questo caso, tuttavia mi urge di esprimere la mia opinione sul fatto che perché deve sempre morire una persona prima che si faccia qualcosa. Cioè,
non è una cosa, una saggia scelta secondo me, si sapeva, i cittadini lo sapevano e questo si vede dalle molte interviste che gli fanno, insomma si vede che le sanno queste cose. È possibile che i politici non le sappiano? Io penso di no, però forse non si aspettavano questa cosa e quindi finché potevano nascondevano questo clima di malumore. Certamente Milano è una metropoli, non lo nego, ha anche una grandissima forza di polizia, carabinieri, esercito, c'è tanta protezione, tuttavia ovviamente avendo spazi così grandi e tante persone è ovvio che queste cose, anche guardando i tagli alla pubblica sicurezza, manchino. Sicuramente servirebbe più polizia, sì certo, da tutte le parti d'Italia, ma servirebbero anche più regole. Questo è il fondamento che manca dappertutto, le regole, e senza di quelle non si può fare assolutamente niente. Questo è tutto per questo episodio di E, noi ci rivediamo la settimana prossima quando ci occuperemo del passaggio a livello di via Bezzeca a Padova. Grazie per averci seguito.